Tu stai lavorando in mezzo a quel gruppo. Una squadra, Padre, che Tu hai creato, stai preparando, e che loro possano essere rilevanti non solo in mezzo alla nostra Chiesa, ma in questa Italia. Quanto vogliamo vedere, oh Padre, una generazione che Ti ama, che Ti desidera, che possa avere fame della Tua parola, di Te, e seguirti, oh Padre, in modo intenso. E siamo qui, oh Padre, adesso questa mattina con la Tua Chiesa. Grazie, oh Padre, quanto è prezioso vedere la Tua gente, il Tuo popolo che Ti adora, che Ti serve. E siamo qua, oh Padre, assieme a vivere questo culto. E vogliamo gioire, oh Padre, perché riconosciamo che Tu sei il Dio della nostra storia, che ha trasformato la nostra vita, che ha riempito la nostra vita di gioia. Siamo qui, oh Padre, perché siamo grati a Te, una settimana che abbiamo vissuto con le situazioni un po' delicate, difficili, ma tante situazioni meravigliose. E che se siamo qui, oh Padre, perché c'è la Tua presenza e questo ci dà gioia. Grazie, oh Padre, per questa giornata che Tu ci offri. E vogliamo, Padre, offrire a Te e vivere questa giornata solo con Te. Questo culto, oh Padre, è la nostra consacrazione a Te. E grazie perché il nostro cuore è aperto alla Tua parola. E possiamo, Padre, camminare insieme con i nostri fratelli qua con tanta gioia. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Già dato un abbraccio alla persona al tuo fianco? Già dato un saluto? Già hai fatto hai stretto le mani qua? Già fatto un saluto veramente di prendere la mano della persona, di conoscere questa persona? E possiamo iniziare questo culto. Sappiamo che siamo questo un popolo, una sola comunità che adoriamo il nostro Dio. E adoriamo a Lui in questo momento. La lode del nostro Signore è la dimostrazione di gioia, di ringraziamento per tutto ciò che il Signore ci ha fatto durante la settimana. È la gratitudine che noi abbiamo verso il Dio e colui che è degno di ogni lode e di ogni onore. Quindi io vorrei che tu ti ricordassi di tutto ciò che tu hai avuto questa settimana e tutto ciò che il Signore ha fatto in questa settimana per te. E io so che non avrai un altro modo di fare che non ringraziare, lodare, alzare le mani, battere le mani e gioire nella presenza del Signore, perché il nostro Dio è buono. Amen? Lode al nome tuo, quando la tua benignità scorre abbondante su di me. Lode al nome tuo, lode al nome tuo, nella terra più arida, dove tutto sembra immobile. Lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sarai ancora lì. Benedetto il nome del Signore, loda il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, loda il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Lode al nome tu, quando il sole splende su di me, quando sei incantevole. Lode al nome tuo. Io vengo davanti a te. Lode al nome tuo, quando vengo davanti a te, con il cuore triste e fragile. Lode al nome tuo. Tornerò a lorarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la noia sarò ancora lì. Benedetto il nome del Signore.
posto che in te io ho la forza per tutti i miei giorni. Alleluia, tuo nome, Signore. ho posto la mia fede in te. Sono più forte se sei con me. In te io ho la forza per tutti i miei giorni. Signore, Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. io credo in te, Gesù. Io credo in te, Gesù. Con il tuo amore riempici, dimostra il tuo portare qui. Spirito vieni su di noi per tutti i miei giorni, Signore. Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere. Dio di promessa sei, Dio di abbondanza sei, tu ti sorprendi tu con il tuo potere, tu sei Gesù, non sbaglierai mai tu, tutto è possibile in te. Dio di promessa sei, Dio di abbondanza sei, tu ti sorprendi tu con il tuo potere, tu sei Gesù, non sbaglierai mai tu, tutto è possibile in te. Passeremo il mare, proteggi dal fuoco e dimostra il tuo potere, dimostra il tuo potere, vittoria sui leoni, rinnova la vita e dimostra il tuo
Aleluia é teu nome, Senhor. Nós crediamo, Senhor. Sono nelle tue mani, Signore, e noi siamo qui per gioire nella tua presenza, oh Padre. Noi siamo qui per dirti, Signore, prendici, Signore, come strumenti tuoi, perché non siamo niente senza di te, Signore. Usaci, Signore, come tu vuoi nelle nostre vite.
Ho preso la tonalità. Io so di Le storie che narrano di te, ma nella notte ho sussurrato al mio cuore, mi hai detto che ti do gioia e che sei sempre con me. Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Ho visto molti cercare risposte lontano da te, ma so che ogni risposta proviene solamente da te. Conosci tutto già prima che parliamo con te. Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via per noi. Sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via, sei perfetto in ogni tua via per noi. Amore innegabile che scuote tutto in me, pace inspiegabile che io mai capirò e tu mi chiami a conoscere al fondo il tuo amore profondo, il tuo amore profondo, amore. Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Alleluia, teu nome, Signore. Noi abbiamo programmato una cosa e loro hanno fatto un'altra. Ma vuoi dire che noi dovevamo cantare questa canzone prima? Io stavo cantando una e loro suonavano un'altra. Ma è la bella della diretta. Come avevo detto prima, noi siamo nelle mani del Signore. E il Signore ci rendi capace di fare questo. Tante volte succede sbagli, come abbiamo fatto adesso qua, ma noi ci mettiamo nella presenza del Signore e diciamo: Signore, io sono imperfetta, io non sono perfetta, io non
Io non faccio le cose giuste senza il Signore, quindi noi dipendiamo da Lui per tutte le cose. Ho una difficoltà, io vi rendo partecipi di questa cosa perché io non ci vedo e quindi non avendo più le mie lenti io ho tirato fuori gli occhiali vecchi che non ci vedo neanche con questi. Quindi io chiedo alla Chiesa di cantare insieme a me, che così noi facciamo una lode per il Signore con gioia come Lui merita, perché quando tu sei uscito dalla casa tua Lui ha toccato nel tuo cuore per venire a lodare il suo nome. Questa canzone dice: prendimi Signore e io mi arrendo a te, eccomi, io mi arrendo a te Signore. Vamos, lodiamo il Signore. Prendimi, io mi arrendo alla croce, lascerò la mia vita, tutto ciò che ho. Alleluia, Signore. Prendi pure le mie mani e il mio cuore affinché io possa vivere tutto ciò che è in me. Oh, eccomi, mi arrendo a te. Tu sei mio, eccomi, mi arrendo a te. Sono tuo e tu sei mio.
Senhor. E tante volte non capiamo, Gesù, le cose che succedono nelle nostre vite, Padre. Non capiamo la direzione che prendi, Signore, la tua volontà. Ma noi arrendiamoci a te, Signore. E noi diciamo, Signore, che tu sei quello che guida nella nostra vita, Padre. E nonostante tutte le cose, Signore, io mi arrendo a te. E io dico che la mia vita appartiene a te, Signore. E io chiedo, Signore, che tu possa dirigere, Signore, la mia vita, la vita della Chiesa, Signore, affinché noi possiamo non appoggiarsi sulle nostre convinzioni, Signore, su ciò che noi crediamo, ma che noi possiamo vedere al di là di tutto ciò, consegnare le nostre offerte, Signore, davanti al tuo altare, Signore, com'è la volontà del tuo cuore, Gesù. Ed io consegno a te, Signore, la mia vita, consegno, Signore, la mia salute, consegno, Signore, la mia famiglia e i miei figli, Gesù. E che la Chiesa, Signore, possa vivere, Signore, questo giorno per giorno, Padre. Vivere, Signore, il dipendere, Signore, da te, oh Padre. Che posso io, Signore, dipendere sempre da te, Gesù. E di fidarmi, Signore, della tua volontà, Signore, e fidarmi, Signore, di ciò che è la tua volontà, di ciò che tu vuoi per me. Grazie, Signore. Grazie per tutto ciò. In nome di Gesù. Amen. E amen. Potete sedere.
Amém? Interessante questa ultima canzone, Mi arrendo a te, e parleremo di un personaggio che non si è arreso a Gesù. Chi è questo personaggio? Chi si ricorda? Di questo personaggio che non si è arreso a Gesù e se n'è andato via. Chi è il personaggio che se n'è andato via e non si è arreso a Gesù? Che figlio? Non è un figlio. È il giovane ricco. Parleremo di lui. La chiesa è interessante, no? Nós veniamo in chiesa e senza pagamento impariamo inglese, no? Senza pagamento parliamo anche in portoghese. É interessante. Questa settimana parlando com uma pessoa, pastore, tante volte di predicare, ci sono delle persone che sembra che non hanno condizioni, cominci a pensare. Dio è ironico, né? La creatività di Dio è stupenda, no? E stava leggendo la storia dell'Antico Testamento e vedendo Dio prendendo la vita di Mosè, e Mosè balbè. Potete immaginare Mosè scendendo del monte, o popolo che avevano preso un vitello d'oro, hanno costruito un vitello d'oro, e Mosè cominciando a litigare con il popolo e non riusciva a parlare con tutto il popolo, e lui diceva, ma che cosa avete fatto, qualche pazzia? Nella ironia di Dio, Dio prende i personaggi, le persone come lui vuole, perché è lui che sarà glorificato. E ha preso um apóstolo Paulo, que era uma pessoa estupenda, maravilhosa, mas lui como predicatore era uma pessoa pesante. Um ragazzino dormiva e é caduto della finestra e é morto. Ossia, ma Dio prende delle persone che ti sorprende. Così quando tu ti senti con la persona che non è propria agli occhi di Dio per fare l'opera del Signore, tu sei la persona più giusta. Tante volte noi pensiamo, ma è così. Non è così. Dio sceglie quello che vuole, quando vuole, come vuole. Dio è creativo, Dio lavora a modo suo, perché Lui vuole manifestare la sua gloria. Non è la gloria dell'uomo. Perciò tante volte noi stiamo cercando la gloria dell'uomo e lì è un disastro. Quando c'è qualche uomo che comincia a avere gloria, non c'è Dio. È Dio che manifesta la sua gloria in quello che il mondo pensa che è una pazzia. E è questo modo che Dio agisce. E è questo meraviglioso di camminare con il nostro Dio. Dio ti sorprende tanto e sempre. Leggiamo questa storia di questo ragazzo che sembrava un bellissimo ragazzo religioso, ma quando Gesù fa una domanda, e proprio Gesù ti fa delle domande che proprio vanno nel profondo della nostra anima, questo ragazzo decide di scappare, va via. Leggiamo questa storia. Marco 10, 17 a 26. Marco 10. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorsi e inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò, Maestro, buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù le disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. Ma egli rispose, Maestro, tutte queste cose le ho osservate fino dalla mia gioventù. Gesù guardatolo, lo amò e gli disse, una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. E ele com tanta gioia ha cominciato a vendere tutti i suoi beni e ha cominciato a seguire Gesù. Che cosa fa questo ragazzo? Ma ele rattristato da quella parola se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Gesù, guardandosi attorno, disse ai suoi discepoli, quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli si
stupirono di queste sue parole e Gesù replicò loro: figlioli, quanto è difficile per quelli che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ed essi sempre più stupiti dicevano tra di loro: chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Nostro Padre, vogliamo vivere questo momento con la tua parola e i tuoi insegnamenti, e che lo Spirito Santo ti guidi, Padre, nel parlare, nel vivere, nel ascoltare, in vivere questo momento, che il tuo Spirito Santo possa spingerci a essere più simili a te e aprire un cuore a te, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Que coisa impariamo qua? Interessante che nelle prediche precedenti abbiamo visto che Gesù era nella sua casa e succede un miracolo. O paralitico che è stato perdonato e guarito. Nell'altra predica dove era Gesù, che si ricorda domenica scorsa, Gesù era in una sinagoga e novo um outro miracolo. E adesso oggi vediamo que dove era Gesù? Era per strada. E é interessante que não succede um miracolo que tante volte vediamo, succede um insegnamento. Ou seja, ci sono diversi luoghi dove si manifesta la persona di Gesù, ma ci sono diversi modi come Gesù si approccia con la gente, ma c'è una cosa che non cambia, la sua autorità. Così Gesù guarisce, Gesù perdona, Gesù insegna e Gesù porta di insegnamento che va nel profondo dell'anima della persona perché Lui è l'autorità. Perciò questa storia che noi leggiamo, abbiamo letto adesso, che vediamo adesso, è una storia ricca di valori che tante volte per noi è molto difficile da capire quella parte di Gesù. Quello ragazzo si va via e Gesù rimane lì e lascia lui andare. Sembra un Gesù che abbandona questo ragazzo, ma è questo comportamento di Gesù? Perché lui dice: tu devi fare questo se tu vuoi seguirmi. Le condizioni che dà è la persona di Gesù, non sono io. Perciò il centro, l'autorità di Gesù ci insegna di principio che noi dobbiamo assorbire nella nostra vita, conoscere e cominciare a avere dei concetti, dei valori, degli atteggiamenti che veramente possono essere più simili a Gesù. Perciò in questa storia possiamo vedere delle caratteristiche di questo ragazzo. Come era lui? Sembrava un ragazzo che aveva una vita stupenda, meravigliosa. Può essere che sia un ragazzo che tutte le mamme volevano che fosse un ragazzo che poteva sposarsi con la figlia, perché lui aveva veramente una religiosità, una conoscenza di Dio, ma era un ragazzo anche pieno di schei, no? Pieno di schei, no? Ossia, quante mamme potevano pensare: mia figlia, quello ragazzo pensa che è bravo, lui non manca un evento, un culto, e lui ha tanto soldi. Mia figlia, comincia a vedere quello ragazzo lì, ok? E tante volte noi abbiamo questo atteggiamento di vedere con gli occhi l'apparenza che ci inganna. Ma è interessante che quello ragazzo aveva anche un comportamento molto interessante. Lui aveva un vuoto. E questo vuoto lo fa inginocchiarsi davanti a Gesù e chiamare Gesù di maestro. Ossia, lui un religioso, conosceva bene tutte le cose, ma lui era un curiosito perché c'era qualcosa di Gesù che gli mancava. Perciò per inginocchiarsi davanti a qualcuno è perché c'era qualcosa di speciale in quella persona di Gesù per lui. E c'era qualche vuoto nella sua vita che lui ha percepito che questo maestro buono può risolvere nella mia storia. Perciò questo ragazzo che osservava tutta la legge, tutte le prescrizioni, sembrava veramente un bravo praticante di una religione. E quante volte dentro delle nostre comunità abbiamo dei bravi praticanti di una religione? Serve questo? Noi non possiamo essere bravi religiosi.
Noi dobbiamo imparare a essere cristiani, come era l'ultima frase qua, Jacqueline, di questo cantico, di quella ultima, penultima, antepenultima frase. Io mi arrendo completamente a te, io mi fido di te, io ti seguirò dove tu mi dirai. Ossia, noi abbiamo cantato questo cantico e adesso, per favore, non capitemi male. Quanti di noi abbiamo detto questa bugia adesso? Perché se Gesù ti dice, vende tutto quello che tu ce l'hai, dai ai poveri e seguimi, chi farà questo? Já messo la mano in tasca qua. Chi farà questo? C'è un rumore qua. Chi farà questo? E Gesù, quando parla con noi, parla dei nostri punti deboli. Può darsi che ci sono tanta gente qua che o soldi, se eu ce l'ho quello che posso mangiare oggi o domani, sto contento. Può darsi che ci sono. E penso di sì. Ma tu ce l'hai anch'io, tutti noi abbiamo dei punti che o nosso Jesus está dizendo, ti manca qualcosa. Ti manca qualcosa. Questo ragazzo qua non mancava una domenica in un culto, non mancava un sabato no giovane, abbiamo 40 giovani adesso nel campeggio lì a Santa Giustina attorno a questo pomeriggio. Questo ragazzo non mancava anche un campeggio dei giovani. Questo ragazzo dava la decima, suo stipendio era 2.200, lui consegnava 220 euro ogni mese perché è la sua responsabilità nella opera, obbedienza al Signore. Questo ragazzo ogni incontro di preghiera era presente, era lì no lunedì, era lì martedì, era lì mercoledì, era lì giovedì, era lì venerdì. Questo ragazzo era stupendo, un esempio. Era sempre presente negli studi biblici, un grande zelo per l'Evangelho, era timorato del Signore. Ma non basta questo. Perciò io non posso creare dentro della mia vita un'abitudine religiosa. Io devo creare dentro della mia vita un stile di un cristiano che sia completamente dipendente do Signore, che si fida do Signore, che ha la fede do Signore, che assorbisce la parola do Signore trasformando la mia vita e che ogni giorno eu posso essere più simile ao Signore. Ieri nell'incontro là dei ragazzi abbiamo visto un piccolo filmato e il centro di questo filmato è l'importanza del seme e l'autore stava parlando del seme del pomodoro, che un giorno era vita, ma per dare vita agli altri pomodori quello seme doveva morire. Ossia, il seme va al suolo, deve morire no solo per cominciare a produrre le altre piante e venire gli altri pomodori. Ossia, o senso della vita è che la mia morte è un motore della vita. É quando eu comincio a morire, eu comincio a produrre frutti. Perché mentre io non muoio, io starò sempre morendo spiritualmente e non sto producendo nessun frutto. Perciò il centro di quello video che abbiamo visto ieri è questa strada che noi dobbiamo imparare della nostra morte. Il centro con Cristo Gesù, eu devo morire per Cristo. C'è qualcosa nella tua vita che ancora per te è preziosa? Io sono sicuro che Gesù sta dicendo a te, consegna a me. Che si ricorda di un personaggio che ha offerto il proprio figlio? Come si chiamava? Abramo. E Abramo ha portato suo figlio, Isacco. E lui credeva nella risurrezione. Abramo credeva. Ma Dio ha fatto un altro miracolo. E ha tolto quello ali e ha detto, Abramo, adesso io vedo con i propri occhi quello che tu hai fatto. Dio tante volte ti chiama a offrire a Lui quello che è prezioso. Che cosa ti manca? Questo giovane va verso Gesù con una decisione importante. Impara che deve abbandonare i suoi idoli. E com i nostri idoli noi non possiamo entrare no reino di Dio. Eu não posso entrar em quella porta que é estreita, portando com me tanto idoli. E qual era a idolatria de questo ragazzo? Ela solte. Ossia, lui ha conosciuto Gesù, lui doveva cambiare, e adesso lui comincia a percepire, ops, com esse encontro qua,
está togliendo di me la mia sicurezza. La sua sicurezza era lì nei soldi. Non è peccato avere i soldi, attenzione. Dopo parleremo su questo. Non è peccato lavorare e avere i soldi, avere una bella casa, avere una bella macchina. Non è peccato questo. Il problema è quando questo diventa una idolatria. Questo diventa un motore della mia vita. Io faccio tutto per avere questo. È lì il problema. Ossia, questo ragazzo doveva imparare che lui doveva abbandonare certe situazioni. Perciò l'affermazione importante qua, e Gesù è preciso, Gesù è tagliente. In ogni momento che noi troviamo un incontro con Gesù, lui è pungente no lâmago, nel profundo della nostra anima, e lui va in qualsiasi personaggio per trasformare le persone. Qual è a área della tua vita che Gesù ti sta parlando da 20 anni, da 15 anni, da 5 anni, que tu deve abbandonare e tu ancora resisti? Gesù, io mi arrendo a te. Gesù, sono qui. Quello che tu dirò io farò. Cantare è bello. Ma Gesù vuole un atteggiamento verso di Lui che sia pubblico. Lui vai direttamente nel ponto debole della nostra vita, perché Lui conosce il nostro cuore. È lì che tu deve abbandonare. È lì. Come già ho detto tante volte a voi, alla Chiesa, quando sono venuto in Italia 20 anni fa, quando Dio mi ha chiamato a venire qua, la mia grande preoccupazione qual era? Era la mia famiglia. Perché io pensavo nella mia testa umana che io presente con la mia famiglia, o meu papà poteva convertir-se. Ma adesso io vado in Italia, lascio la mia famiglia lá. Che cosa succede? Io vengo qua in Italia e mio papà comincia a andare in chiesa. E dopo meu papà si converte. E dopo eu vado lá, passo lá 3-4 giorni per battezzare mio papà, ritorno in Italia e subito dopo mio papà è morto, è venuto a mancare. Che fece questo? Ma io dovevo abbandonare quello che era mio idolo. Mio idolo non era mio papà, mio idolo era io. Io pensavo che io potessi stare vicino e trasformare mio papà. Meu idolo ero io. La mia conoscenza. E Dio, pac, sono io che faccio, Caio. Sono io, il Signore. Abbandona questa tua idolatria. Perciò che Gesù dice, una cosa ti manca. Ao ragazzo ha detto, va, vende tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Una cosa ti manca. Perciò o ponto debole di tanti noi è fidarsi nelle ricchezze. Adesso qua che nessuno vede. Quanto di noi qua ci fidiamo nelle ricchezze e vogliamo avere tanti soldi? E vogliamo lavorare 14, 15, 18 ore al giorno? Quanto di noi? Quanti di noi vogliamo fare l'estraordinaria e abbandonare i figli? E quando cominci a aprire gli occhi, i figli già avranno 25, 30 anni, 40 anni, e tu non hai avuto un tempo com i tuoi figli. E la tua moglie, e tuo marito. Tu preferisci ricchezza a vedere guadagno, e quando percepisci, sì, tu ce l'hai guadagno, tu ce l'hai na casa, ma quando percepisci la vita è finita. Quanti di noi stiamo vivendo una ipocrisia religiosa in questo? La mia fiducia nel Signore. Eu devo lavorare? Devo. Che non lavora è pigro. Eu devo sostenere la mia famiglia? Devo. Ma eu devo avere equilíbrio, sapere gestire il tempo e tutto questo. Eu não posso inserir uma idolatria, uma priorità dove não existe. Mateus 6,24 dice, Dio pure soldi, nessuno può servire due padroni perché odierà l'uno e amerà l'altro. Chi sta dicendo questo? È il pastore? È Gesù. O tu ama um, non ama l'altro, non puoi servire a due padroni. O avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Non puoi servire Dio e Mamona, Dio dei denaro. Noi non possiamo. Sono io che devo conquistare e avere o domínio sui soldi che ce l'ho. Non è il soldo che ha domínio su di me. Eu non sono schiavo dei soldi. Eu non posso essere dipendente di questo. Prima Timoteo 6,10, amare o denaro. Infatti, l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. E alcuni che vi sono dati
si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Il problema non è avere i soldi, il problema è amare i soldi. E quali le conseguenze di chi ama i soldi? Qua due cose molto chiare. Abbandona la fede. E il secondo, vengono i dolori. Io non dico dolori di una malattia fisica, può succedere, ma dolori di anima, di vita. Amare i soldi produce questo. Quante persone tu conosci che dopo, quando hanno cominciato a avere i soldi, hanno abbandonato la fede? Eu conosco um sacco de gente. Quante persone che tu hai visto, economicamente sono stabili, ma na vita é melhor não estar nella loro pane. Eu conosco um saco de gente. Amore ao denaro. Abbandona la fede. Abbandonando la fede, vengono i dolori. La parola è chiara su questo. Perciò il punto debole di questo ragazzo era questo. Perciò che Gesù ha detto, una cosa ti manca. Com o nosso Dio não existe adorazione a due signori. La nostra vita è una completa adorazione a Lui. E è solo a Lui che io devo adorare. E questa fiducia non è solo per la salvezza, è per la sicurezza di vita. La priorità è Lui. Camminare con la certezza, con la sicurezza che il Signore è con me, uau, che pace. Può me mancare i soldi oggi, ma non importa. Eu ce l'ho da mangiare, da bere, da vestir-me, eu ce l'ho na casa, não me mancherà niente. Cara, eu posso scrivere tante cose a voi, de tanta experiência que eu e Assi abbiamo vissuto in questa area. Não te manca niente. E não te mancherà niente. Quando a minha fiducia no Senhor, quando a minha obediência no Senhor, quando a minha caminhada é seguir aquilo que Jesus te ensina, não te mancherà nulla. Perché eu devo fidar-me de Lui. É o segredo della vita, é avere la certezza, la fede, la sicurezza che io dipendo do Signore e a Lui eu adoro. Passiamo per momenti difficili? Passiamo. E dopo io glorifico a Dio. Una cosa ti manca, vende tutto che ce l'hai, dai ai poveri e dopo vieni e segui-me. Perciò la domanda di Gesù a questo ragazzo qua era pungente. E la domanda che Gesù fa a noi è pungente, può darsi che non sia i soldi, ma c'è qualcosa nella tua vita che tu devi abbandonare. E questo tu devi lasciare per adorare, per avere fiducia e sicurezza solo in Lui. E Gesù vuole una azione tua in questa area. E è interessante che Gesù non lavora in concetti soltanto per avere in concetti. Lavora in concetti per produrre trasformazioni di vita e un comportamento e un atteggiamento che sia diverso. Perciò qua Gesù, e è interessante che Gesù lo ama. Lo ama. E che cosa Gesù fa quando questo ragazzo va via? Puoi immaginare Gesù andando indietro? Nós facciamo un'assembleia di chiese e diciamo, Gesù, tu hai sbagliato con quello ragazzo. Gesù è un ragazzo molto bravo, era bravissimo, era competente, e faceva tutto nella chiesa, aveva soldi, la sua decima era preziosa. E lui è andato via, Gesù, e tu non hai fatto nessuna telefonata a lui. Gesù, tu non hai inviato nessun WhatsApp a lui. Gesù, tu hai lasciato lui andare. Gesù, tu non hai fatto niente per lui per riconquistare questo ragazzo. Qualcuno já ha pensato così con i pastori o no? O solo io che ho pensato come i pastori? Qualcuno já ha pensato questo di pastore Kai, di pastore Sandra e degli altri pastori? Sinceri, né? Potete alzare le vostre mani. Quanto di noi abbiamo fatto questo ragionamento? Pastori non hanno fatto niente per andare indietro una persona che è uscita dalla chiesa. Che cosa ha fatto Gesù? Lo amò. Ma non si cambia e non si trasforma un messaggio per portare qualcuno alla chiesa. Non si cambia e non si trasforma un messaggio di insegnare come si deve entrare nel reino dei cieli. Gesù è stato pungente e chiaro. Per entrare nel reino dei cieli, per conoscere l'eternità, per vivere eternamente con Dio, tu devi lasciare tutta la tua ricchezza, dare ai poveri e dopo tu vieni e mi segui. Io sono il contrario. Io ti amo. Ma è così. Si va e Gesù non lo chiama. Ma se possiamo fare così,
la corruzione, no? Umana. É questo que Jesus te ensina. Perciò Jesus dimostra que existe uma condição e não cambia. E Jesus lo ama. E é interessante que qua entra um princípio muito importante, sobretudo em questa mentalidade que nós estamos vivendo hoje da ideologia, l'inclusione. Per entrare nel reino di Dio deve haver ravvedimento. Estamos com questa ideia de inclusione. Mas questa inclusione Jesus não ensina. Lo ensina que a condição para essere incluso nel reino é o ravvedimento, abbandonare certe cose. L'inclusione che Gesù ci insegna è che Lui ama tutti e dà l'opportunità a tutti, ma la decisione è personale. E quando esiste una decisione di ravvedimento di vita, sarà incluso nel reino di Dio. Perciò c'è una condizione basilare e fondamentale. Perciò i discepoli si stupirono di queste parole e Gesù replicò a loro: figliolo, quanto è difficile che quelli che confiano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. Luca 13,5 è ravvedimento. Senza ravvedimento non si può entrare, non si può includere in quello che Dio già ha detto. Se noi vogliamo entrare nel reino di Dio, io devo ravvedermi dei miei peccati, io devo ravvedermi della mia idolatria, io devo ravvedermi della mia vita che è lontana dal Signore. È un ravvedimento che porta a trasformazioni. Perciò la fiducia no Signore, la sicurezza no Signore, altrimenti io non goderò delle benedizioni del Signore. O centro della storia è Gesù. O centro della storia non sono io. O centro della storia è Gesù con i suoi insegnamenti per una eternità. O centro della storia non è il mio concetto, il mio modo di pensare, il mio modo di essere. E Gesù mi ama e mi includerà nonostante la mia diversità. Non è così. Gesù mi ama, ma io devo abbandonare tutto quello che impedisce di avere una completa fiducia no Signore. Perciò Gesù, guardatelo, lo amò. Dio ti ama. Ma per entrare nella presenza del Signore, per camminare con Gesù, io devo abbandonare certe cose. Per camminare con Gesù è la fede, è la fiducia piena e unica. Io devo abbandonare tutto quello che che sono i miei idoli. L'amore di Gesù è per te e per tutti noi. Ma sono io che devo prendere una decisione. Sono io che devo essere responsabile della mia eternità. Sono io che devo abbandonare quello che per me è idolatria. Questo ragazzo qua era il soldo, va via. E quanta ignoranza nostra, no? Che cosa serve conquistare tutto il mondo e perdere la sua anima per un'eternità? Perché nella nostra bara non avrà un buco per portare i soldi. E se vuoi inserire i soldi nella tua bara, che cosa farai là dentro di quella tomba? Non serve a nulla. E tante volte noi vogliamo conquistare, essere e creare una idolatria. Gesù sta dicendo: abbandoni questo. Abbandoni la tua idolatria. Gesù non va indietro a questo ragazzo cercando di fare un accordo, dicendo che possiamo fare nell'altro modo. Gesù non cambia il suo discorso. Lui era per strada e ti dà questo insegnamento, che deve essere un insegnamento per la nostra vita. Che cosa ti manca? E è questo che ti manca, è quello che tu devi fare. È quello che tu devi togliere di dentro di te. Che cosa ti manca? È lì che tu devi liberarti per avere un incontro perfetto e completo con Gesù. Qualcosa ti manca. Gesù lascia andare anche amando. Gesù si manifesta e non accoglie per spiegare. Gesù vede che quella persona non ha un ravvedimento e lascia andare. Perciò quanto è difficile per una persona che ha dipendenza di qualcosa entrare nel regno del cielo. È più facile un camelo passare per la cruna di un ago che un ricco entrare nel regno di Dio. Non per essere ricco, perché la fiducia sta nella ricchezza. Quanto difficile è. Io devo avere soltanto una sicurezza. La mia fiducia è nel Signore. Io credo in Lui. Io credo che quello sacrificio sulla croce è per me. Adesso è la mia morte.
E quando c'è la mia morte, sarà la mia vita eterna e la vita delle persone intorno a me. Che cosa ti manca oggi per seguire Gesù? Andare a Gesù, si deve lasciare qualcosa. Si deve lasciare qualcosa. Preghiamo. Che cosa ti manca per dare, per abbandonare, per lasciare? Che cosa ti manca? Nosso Padre, questa è una storia che cambia i nostri concetti. Noi conosciamo questa storia da quando eravamo bambini. Ma mettere in pratica questa storia è diverso. Gesù ama, ma non cambia la condizione. Grazie Padre perché tu ci insegni. E tu non ti stanchi di insegnarmi e rivelare quello che manca nell'anima mia. Una cosa ti manca. Se lo Spirito Santo ti ha rivelato che cosa ti manca, è il giorno che tu devi dire: è adesso. È adesso che io lascerò tutto questo per seguire Gesù. Che cosa ti manca? Se lo Spirito Santo ha parlato con te, rispondi. Non stia in silenzio. Rispondi. Chi ha orecchie, ascolta quello che lo Spirito Santo rivela. Una cosa ti manca. L'amore di Gesù c'è, ma per seguirlo c'è questa condizione. Lascia ai piedi di Gesù quello che ti manca. Nosso Padre, avere fiducia completa in te e non nelle cose di questo mondo. Avere fiducia completa in quello che è eterno e non quello che finisce qua. Avere fiducia completa in quello che tu rivela e non quello che io penso. Io prego, Padre, per tutti noi che siamo adesso qua in questa comunità, che lo Spirito Santo continua, Padre, a rivelare, a fare una scossa nella nostra vita, in modo che io possa camminare con Gesù, completamente dipendente da Lui. Rivelati, parli, e che ogni cuore qua, Padre, possa ravvedersi e abbandonare qualcosa che impedisce questa completa fiducia a te. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Se Gesù ha parlato con te, una cosa ti manca, parli con qualcuno e dica: oggi Dio ha parlato con me. E questa area debole nella mia vita io ho abbandonato, perché sembrava la mia sicurezza e non è più. Amém? Nós staremo celebrando la cena do Signore adesso. Una cosa ti manca. Celebrare la cena do Signore è la completa fiducia e sicurezza di quello sacrificio di Gesù è stato per me. Guardare quella croce, guardare quel corpo sulla croce, guardare quel sangue sulla croce, per me è per dire: Caio, non ti mancherà nulla, fidati di me.
La cena do Signore è per tutti quelli che credono in Lui. Se tu già hai fatto una decisione per Gesù, la cena do Signore è per te. Tu devi prendere il pane, il cálice e celebriamo, Signore. Noi staremo adesso prendendo il pane e il cálice e ricordando questo che Gesù fece per me. Era tanto dolore per me, in modo che non ti mancherà niente, perché la presenza di Gesù ti basta. In quella croce c'è un sacrificio, c'è un perdono, non ci saranno più colpa in me, sono libero. È il prezioso, è il bello, è il grande di Gesù. Potete venire già cominciate a consegnare il pane, il cálice. E quando le persone passeranno, ti consegneranno, dica una parola di benedizione a questa persona, in modo che questa persona possa continuare a servirti con allegria e gioia e non mancherà niente. La cena do Signore è per te che crede nel sacrificio di Gesù, che crede veramente nel Signore Gesù. Staremo celebrando la cena, staremo ascoltando un cantico. Se tu vuoi cantare, canta. Se tu vuoi stare in silenzio, stia in silenzio, perché in questo momento dobbiamo analizzare la nostra vita. Prendimi e io mi arrendo alla croce, lascerò la mia vita, tutto ciò che ho. Prendimi le mie mani e il mio cuore affinché io possa vivere tutto ciò che hai per me. Eccomi, mi arrendo a te.
mi arrengo a te. Oh, sono tuo e tu sei mio. Amen. Amém? Amém. C'è qualcuno che non ha preso il calice, la cena, che vuole celebrare la cena del Signore? Manca solo qua. Aspettiamo il fratello gemello di Marquinhos per prendere. Possiamo ricordare la cena del Signore. Possiamo ricordare quello fatto. Possiamo prendere il pane e ricordare un corpo in quella croce. Possiamo ricordare tanto dolore per te e per me. E non ti mancherà niente. La parola dice che se Dio non ha risparmiato il proprio figlio, non potrà darci anche le altre cose per noi. Non mancherà niente. Fidati del Signore. Fidati del Signore. Che il Signore agirà. Mangiamo pane e ricordiamo questo corpo sulla croce. Allo stesso modo, Gesù in quel momento ha preso il calice e ha fatto ricordare il sangue. Un sangue versato, puro. Un sangue che ci ha purificato di tutti i nostri peccati. Non abbiamo colpa. Un sangue prezioso. Possiamo bere insieme. Grazie, Padre. Un sacrificio grande, unico per noi. Non si ripeterà. Stiamo celebrando questa cena, Padre, ricordando di un sacrificio. Cristo Gesù, uomo, che ti ha dato la vita. Quella morte che ti fa vivere. E grazie, Padre, perché siamo liberi per te. Grazie per questo momento, Padre, che possiamo celebrare la cena assieme con i miei fratelli e sorelle e partecipare di questo momento che è storico per noi. Grazie, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Amém. La cena si diventa più completa quando eu esco do meu luogo e abbraccio mio fratello e la mia sorella che sono vicino a me. Perché noi celebriamo la cena del Signore come famiglia. Sa un saluto, un abbraccio a questa persona e una parola di benedizione a queste persone che sono vicino a te, che sono lontane da te, ma che tu possa dare una parola che possa benedire ciascuno che è lì vicino a voi. Un abbraccio, un saluto a queste persone e che possiamo celebrare questo con la gioia del nostro Signore. Benedetto il nome del Signore. Sì, Dio vi benedica, ok? Tutto bene? Ok. Attento. Ok. Ok, já salutato le persone al tuo fianco? Sai salutato? Ok. Momento dell'offerta, delle decime. È un momento di dire a Dio, Dio non mi manca niente, io offro a Dio. Io sono fedele a questa parola del Signore. Faremo questo momento di offerta e di decima. Stiamo parlando della Chiesa. Avete visto la sala nera oggi è completamente diversa. È un'altra sala di culto. I nostri ragazzi sono lì. È una intensa gioia.
ma tante cose si deve fare. Se tu vuoi fare un'offerta, scrivi sulla busta offerta Sala Nera. E cari, è per i vostri figli, è per questa generazione che già sta cambiando la Chiesa. Facciamo questo momento di offerta anche di gioia e portare questo veramente al Signore. Possiamo stare in piedi? Celebriamo, cantiamo, offriamo e facciamo con questa gioia nel Signore, perché è Lui la nostra grande forza. Celebriamo, cantiamo e offriamo. Lode al nome tu la tua benignità, scorre abbondante su di me. Lode al nome tuo, lode al nome tu nella terra più arida, dove tutto sembra immobile. Lode al nome tuo. Sembra incantevole, lode al nome tuo, lode al nome tuo, quando vengo davanti a te, con il cuore triste e fragile, lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo. Signore, grazie Padre per le decime, per le offerte, per le vite, Signore, dedicate a Te, oh Padre. Guarda, grazie per questo tempo, grazie per tutte le benedizioni che, Signore, ci rinnova ogni giorno, ogni mattina per noi. Grazie per la Tua Chiesa, Signore, per tutto ciò che fai per noi. In nome di Gesù ti lodiamo e ti rendiamo lode e onore a Te. Amen e amen. Ok, seduti, ok, ottimo.
Ok, gli avvisi sono qua. Luca, Agape Kids, ok, bambini, monitori, se vuoi lavorare, stiamo con un bellissimo gruppo, ma sabato anche abbiamo questo ministero con i bambini, che c'è anche tanti bambini sabato. Qualcosa potete parlare con Emanuele, responsabili, avanti. Ministero Sociale, non dimenticare, stiamo collaborando con le famiglie qua a Villorba, sono circa 30 famiglie che stiamo dando appoggio, e non solo a Villorba, anche a Treviso. Voglio aiutare, ma soprattutto porti qualcosa da mangiare, qualcosa che è necessario per una famiglia, ok? Abbiamo tante famiglie che soffrono qua in questa regione. Così portate, perché dobbiamo aiutare queste famiglie. Noi stiamo bene, tutti noi, ma dobbiamo aiutare le persone che soffrono qua, ok? L'altro avvisi. Ok, prossimo 30 di novembre sarà con noi qua la Licia. Elaine già è stata con noi qualche anno fa, e questo argomento solitudine, ok? Amica o nemica, non è solo per le donne, è per tutti, ok? E invitiamo a tutta la Chiesa. Abbiamo sparso questi avvisi qua e speriamo che questa sala sia piena quello sabato, alle ore 15, ok? Saremo qua e dopo saranno qualcosa da bere e da mangiare, ok? Penso di sì, sì. Ok, gli altri avvisi qua. Non dimenticare, l'associazione sta con un corso basico di italiano, qualche informazione potete parlare con la Jacqueline, ok? Anche con batteria, canto e chitarra, ok? Potete formarsi, già sono questi corsi. Prossima domenica sarà un culto un po' diverso qua, ok? Ho chiesto ai ragazzi di fare un culto come si fa sabato, in modo che la Chiesa possa vedere quello che succede sabato. Così la musica sarà un po' diversa, sarà un po' stile un po' rock, un po' più stili giovani. È una domenica che faremo una celebrazione molto diversa, stare assieme con i nostri ragazzi. Loro stanno venendo di questo campeggio, finisce questo pomeriggio, e ha detto a loro: cari, fate un culto dove la Chiesa possa vivere questa esperienza insieme a voi. Ok? Così sarà un culto molto diverso. Portiamo i nostri amici e i nostri nemici per questo incontro, ok? Così, incontro, ok? Va bene, penso che solo questo. Non dimenticare, ci sono delle persone oggi che hanno compleanno qua, una già è sparita di qua, una ancora seduta là, ok? Così, non dimenticare, se non sapete dove mangiare, ci sono delle famiglie oggi che hanno compleanno, potete andare a queste famiglie, ok? Ok. Buona domenica a tutti, un abbraccio, ciao!